Ed eccoci qua, carissimi amici, appassionati di vecchi camion, appassionati di camion movimento terra. Niente, abbiamo visto dalla strada questo splendido Fiat 693 e niente, insomma, lo portiamo a casa per noi appassionati. Eccolo qua, ragazzi, Fiat 693 betoniera, spero che la ditta non ne abbia male qua. E il posto non lo riveliamo, però insomma, per noi appassionati va portato a casa. Eccolo qua, bellissimo Fiat 693. È un Fiat 693, giusto, no Emiliano? Sì. Eccolo qua, Fiat 693. Non è la doppio voce. Eccolo qua, ragazzi, spettacolo. Vieni qua Emiliano, dimmi qualcosa dai, di questo Fiat 693. Questo è un Fiat 693 molto particolare, perché non è che se ne vedevano tanti con la botte del cemento del calcestruzzo, perciò è ancora più raro e importante, perché come possiamo vedere dalle storie recenti del ritrovamento di queste macchine, sono tutti cassonati. Invece esatto. Trovarlo con una bella anche se il 693 insomma sì, era dotato di betoniera, nasceva anche, no? Sì, nascevano, però a trovarlo oggi in sì, questo stato così fantastico, perché è poi eccezionale, se pensi che è abbandonato alle intemperie, è un bel conservato. È un bel conservato e niente ragazzi, sono qua e ho la fortuna qua di portarlo a casa. Spero che la ditta non ne abbia male, ma noi siamo appassionati di camion storici, insomma noi lo documentiamo proprio con l'intenzione appunto di dare questa testimonianza che è esistito questo camion, per cui insomma la ditta non deve averne a male, insomma siamo noi appassionati. Ecco qua, il vecchio Marvin è sceso dal nord proprio per cogliere l'attimo anche per questo vecchio baffone. Eccolo qua, bellissimo Fiat 693 di petto da battaglia, splendido. E niente, insomma, anche questo va in saccoccia per fortuna. Ragazzi, con questo il Marvin vi saluta, vi dà così un antipasto qua alla cabina, è anche tenuta, direi, insomma, discretamente, se contiamo che è sotto l'intemperie, il sole, insomma, da anni, però splendido. Eccolo qua, ragazzi, Fiat 693 eccezionale. Per chi ama i Trilex, eccolo qua. I Trilex sono un po' come i tacchi delle donne, quando vediamo le fotomodelle con i tacchi acquisiscono classe. Il vecchio camion con i Trilex, insomma, è sempre una prima donna, Il vecchio Fiat con i Trilex non sbaglia mai. Eccolo qua, motore per tutti qua, per il vecchio Giuliano. E niente, vai Emiliano, fai un saluto. Un saluto a tutti. Eccolo qua, bravissimo Emiliano. Un altro botto, Un altro botto, spettacolo. Un altro botto. Ragazzi, ciao a tutti. E viva qua il movimento terra 693, eccezionale. Lo dedichiamo anche all'amico Mario Grasso, che è appunto un appassionato di movimento terra, ribattabili, betoniere. Ciao a tutti. Chiaramente ai piccoli amici come Mattia, Edoardo, Francesco, Giovanni Neri e tutti quanti, e Simone e Giordano e tutti quelli che seguono un po' il canale del Marvin qua in sana passione, ragazzi, ciao a tutti, spettacolo. Niente, l'avevo visto anni fa con il bravo Alessio Nenzi, stavolta abbiamo fatto qualcosina di più, abbiamo portato a casa questa traccia storica di testimonianza. Ciao a tutti e a presto, spettacolo, ciao.